Di nuovo un ben trovati in diretta su Telefriuli a questo appuntamento con A Voi la Linea, che si apre parlando di un tema delicato che è stato affrontato in un convegno al congresso ordinario della Federazione Italiana di Superamento dell'Handicap FVG, un tavolo che si è riunito in sala IACE e che ha dato un numero allarmante, quello relativo alle persone con disabilità che nel corso della pandemia hanno perso il lavoro nella nostra regione. Sì, siamo con il presidente di FISH, Friuli Venezia Giulia, Giampiero Licilio, per capire quale sarà il futuro per le persone con disabilità che hanno perso il lavoro durante la pandemia da Covid-19 oppure rischiano anche di perderlo. Oggi il rinnovo delle cariche, ma si fa qui in Sala IACE Udine anche il punto proprio su questa delicata tematica legata all'occupazione. Che cosa si prevede, cosa si può fare? Allora, si prevede chiaramente ancora maggiori difficoltà per le persone con disabilità di vario tipo, intellettiva o motoria che sia. Si prevede di fare delle proposte alla Regione anche a livello nazionale, perché FISH è un'associazione ombrello con una sede principale a Roma e con delle filiali in ogni regione. Di fare in modo di formare nuove professionalità, rivedere, eventualmente rimodulare le attività lavorative che prima erano di un tipo, possono diventare un altro, e soprattutto rispettare le norme che già esistono per quanto riguarda l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Si parla di nuove normative per il terzo settore. Cosa significa? Che cosa può portare di vantaggio alle persone con disabilità? Allora, le nuove normative sono importanti, in particolare nel codice del terzo settore. La Regione Friuli Venezia Giulia ha costituito un tavolo e qui ringraziamo il vicepresidente Riccardi per averci invitato a partecipare a questo tavolo per rivedere la legge regionale sul terzo settore. Prevede la possibilità, in particolare l'articolo 55, di coprogettazione, di una diretta presenza delle associazioni e di un confronto attivo non solo a chiedere ma anche a coprogrammare e coprogettare. È un passo importantissimo. Ecco, quante sono le persone, se abbiamo una stima, che hanno perso il lavoro durante la pandemia o anche stanno rischiando in questo momento? I numeri non ne abbiamo, li abbiamo chiesti sia a Istat nazionale che un confronto con la regione. Sono tante, ma in particolare dobbiamo stare attenti che molte persone hanno abbandonato il lavoro. Teniamo presente che chi era impiegato nel pubblico aveva la garanzia di un lavoro smart working. Chi era impegnato nel privato veniva facilitato ad andare in ferie o chiedere il 104, quindi solo 3 giorni permessi lavorativi, o mettersi in malattia, con tutto ciò che ne consegue, che le persone appunto per non contrarre il Covid o per avere la certezza stavano a casa o si dimettevano dal lavoro. Questo è un fatto abbastanza grave, ma che è successo in tutta Italia. Questo purtroppo è il lavoro dove la persona con disabilità non viene considerata una risorsa anche importante, ma alle volte viene considerato un peso. Adesso si va anche verso il 1° luglio, data presunta almeno fino ad oggi per i licenziamenti. Avete timore anche in questo senso? Abbiamo timore anche in questo senso. Molte persone che non hanno contratto a tempo indeterminato rischiano, e in tal senso chiederemo all'assessore competente regionale un tavolo di confronto. Oggi questo è il tema importante, ma anche, come si diceva, il rinnovo delle cariche. Quali gli altri temi che avete affrontato qui in Sala IACE? Sulla IACE, oltre al punto che abbiamo affrontato il tema della scuola, il tema dell'autorappresentanza delle persone con disabilità intellettiva, la fornitura di ausili per le persone con disabilità motoria, la garanzia di avere un ausilio di tipo informatico per le persone con disabilità intellettiva. Se lo strumento con cui molte persone comunicano è il PC o il tablet, questo deve essere in qualche modo riconosciuto come un ausilio determinante, come lo è la carrozzina. Allora ringraziamo il presidente di FISH Friuli Venezia Giulia e lo lasciamo al suo lavoro per la continuazione di questa giornata molto importante qui a Udine. Grazie a Paola Treppo. Noi ci spostiamo a Pordenone, dove si prepara un'estate in città ricchissima con 350 appuntamenti curati da 66 associazioni coinvolte, con il sindaco Ciriani che oggi farà il vaccino. Abbiamo affrontato questo argomento, per lui è il momento della rinascita.
Sindaco, l'estate in città sta per riempire di nuovo Pordenone con tantissimi eventi, un po' per tutti i gusti, musica, teatro, per bambini, per i grandi, insomma Pordenone sta per rivivere, poi ritorno alla normalità. Finalmente questo è un segnale chiaro di un progressivo ritorno alla normalità. Saranno tantissimi eventi, ma tutti in segno della sicurezza, perché tutto sommato le regole, le prescrizioni anti-Covid dobbiamo continuare a rispettarle, ma soprattutto il segnale che la vitalità, l'effervescenza classica di Pordenone, tipica di Pordenone, di cui siamo orgogliosi, può finalmente tornare ad esprimersi, e si esprime attraverso tantissime associazioni che mettono in campo concerti, teatro, musica, spettacoli, conferenze. Insomma, questa vitalità è frutto del fatto che Pordenone può contare sul supporto e su una rete di associazioni sodalizie assolutamente straordinari, dal teatro ai grandi festival. Ecco, la vaccinazione sicuramente ha dato una grande mano e contribuirà anche a togliere un po' di paure per partecipare, peraltro vaccinazione che arriverà anche per lei oggi. Sì, ecco, adesso è arrivato anche il mio turno, direi proprio di sì, l'abbiamo sempre detto, l'unico scudo che abbiamo a disposizione per archiviare la pratica pandemia è quello della vaccinazione, perché prima si raggiunge l'immunità di gregge e prima possiamo veramente dire che è finita. Al netto di qualche riottoso devo dire che sta funzionando tutto molto bene. Accanto a questo però, ripeto, le prescrizioni, quindi le mascherine, i distanziamenti, la realizzazione di arene covid free garantirà ulteriormente sicurezza. Lo dico perché magari c'è qualche cittadino che ha ancora qualche timore, qualche perplessità nel partecipare a manifestazioni pubbliche. Deve invece venire con grande sicurezza, con grande serenità, perché sarà tutto sotto controllo. Pietro Tropeano, assessore alla cultura, si parte con l'estate in città, tra poco tantissimi gli eventi messi in cartellone. Assolutamente sì, un'estate in città che vuole essere veramente un tabellino di prova per tutto quello che non è successo in questi 18 mesi. Abbiamo un'estate in città piena di eventi, oltre 350 eventi per 70 associazioni interessate. Un'estate in città che ha prediletto tutti i luoghi della cultura, ma non solo, ha prediletto le piazze, ha prediletto i quartieri, ha prediletto le arene. Avremo arena Piazza 20 Settembre, avremo arena Castello di Torre, avremo la pescheria, avremo probabilmente anche Piazza della Motta, tutti i luoghi della città che cominceranno a rivivere e rivivranno con tutte le nostre associazioni che con grande entusiasmo e soprattutto con grande professionalità sono accorse in nostro aiuto per dare a quest'estate un'immagine di pienezza, e questo è bellissimo, ritrovarsi in una città che rivive di colpo e la gente può iniziare a impadronirsi veramente della propria quotidianità. È una delle riserve naturali che meno sono state intaccate dall'uomo, quella di Valle Grotta di Vulcano Marano Lagunare, un tempo valida pesca, poi al centro di un progetto mai realizzato. Raccontarci la sua storia è un pescatore di Marano, Beppi Milocco. La Valle Grottari in precedenza era uno specchio d'acqua lagunare, visto che, parlo all'inizio del Novecento, Marano, il comune aveva delle problematiche economiche perché non arrivavano troppi soldi di tasse o altre situazioni, diciamo, che potevano portare soldi al comune. Quindi ha pensato di chiudere quell'area e poi affittarla come valle da pesca. Cosa significa valle da pesca? Praticamente è un allevamento estensivo di varie specie, quelle molto più importanti e comuni comunque qua nella nostra laguna. Quindi, fatto questo, per tantissimi anni si sono succeduti degli affittuari. Fino alla fine, qua arriviamo al 2000 circa, visto che in pratica nessuno voleva acquisirla come affittanza, il comune ha pensato prima di creare una darsena per dare una risposta sia economica, diciamo, un investimento sul lavoro, quindi creare posti di lavori, e magari creare anche un indotto della nautica per poter in qualche maniera, affittando questi posti barchi, e fare, diciamo, dare anche un sviluppo al turismo. Solo che praticamente a un certo punto c'è stata una scelta diversa, perché c'è stata quella scelta di creare questo piccolo biotipo, questa riserva un po' particolare, e quindi va conservata come, diciamo, una piccola oasi o un piccolo parco.
La scelta io non sto qui a discutere, vedo che la gente apprezza e mi auguro un buon futuro che in qualche maniera attiri comunque un turismo particolare, un turismo ambientale che comunque porterà una certa economia anche qua a Marano, ne abbiamo bisogno. E la puntata di oggi di A Voi la Linea termina qui, tra poco c'è l'appuntamento del giovedì con Pronto Chi Parte con le offerte di viaggi e vacanze a cura dell'Agenzia Turismo 85. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata, arrivederci.